L'obiettivo è lì, a 40 minuti effettivi di distanza, un'eternità o un battito di ciglia, un ultimo semplice passo, l'ennesima impresa storica, tutta questione di punti di vista, perché dopo il risultato dell'andata ai romagnoli serve un miracolo, mentre i pugliesi intravedono la promozione. Dal Pala Paganelli di Cesena, buon pomeriggio da Luca Pellegrini e benvenuti a Futsal Cesena. Defender Giovinazzo, ritorno della finale playoff di A2 Elite. Squadre schierate a centrocampo per i saluti di rito. Il Cesena con il proprio completo oro e calzettoni neri, il Giovinazzo con il proprio completo bianco. Come accennavamo nella nostra introduzione, la gara di andata ha dato un risultato che sembra senza appello, ma in questo sport non ci si può sbilanciare nei pronostici. Il Defender Giovinazzo ha avuto la meglio davanti al proprio pubblico per 5-0 in questa gara di ritorno alla Futsal Cesena. Servirà una vera e propria impresa. Vedete inquadrata la squadra arbitrale: arbitro 1 Daniel Fior della sezione di Castelfranco Veneto, arbitro 2 Roberto Galasso della sezione di Aprilia, arbitro 3 Andrea Guadagnini della sezione di Castelfranco Veneto, cronometrista Michele Romeo della sezione di Roma 2. Ultime parole per caricarsi tra le due squadre prima di scendere in campo. La Futsal Cesena che in questo primo tempo attaccherà da sinistra a destra, il Defender Giovinazzo da destra a sinistra. A breve anche un ripasso sul regolamento e sulla situazione delle squadre promosse e retrocesse. Ci si gioca il terzo e ultimo posto in Serie A. I primi due sono andati alle due vincitrici dei gironi, vale a dire Vinum Italy Petrarca per il girone A e Benevento per il girone B. Rimane solo il terzo nome. È vero che dalla Serie A ne sono retrocesse 4, ma ricordiamo che l'anno prossimo la Serie A avrà una squadra in meno. Sarà una Serie A a 14 e non a 15, per cui 4 retrocesse: CDM Futsal, Pirossigeno Cosenza, Savia Testa Mantova e Active Network. 3 promosse. Il terzo nome uscirà dopo questi 40 minuti effettivi. È tutto pronto al Pala Paganelli e si comincia con il primo possesso del Giovinazzo, che cerca subito la conclusione con Tanche, tiro respinto, e allora la chance dall'altra parte e il vantaggio immediato della Futsal Cesena. Ecco l'avvio che si auguravano tutti al Pala Paganelli, ma che forse non osavano nemmeno sperare, perché non è neanche cominciata e si è già sbloccata la partita. Ha segnato Traversari, che ora aizza la folla. Incredibile! E si riparte sul punteggio di 1-0 della Futsal Cesena. Ne approfittiamo anche per dire che non è sbagliato l'articolo femminile, perché qui da queste parti l'articolo maschile è solo ed esclusivamente per la squadra di calcio a 11, quindi il Cesena, che gioca al Manuzzi, mentre per la squadra di calcio a 5 l'aggettivo è la, quindi la Futsal Cesena, che è già passata in vantaggio con la rete flash di Traversari, clamoroso. È vero che la montagna da scalare resta altissima, ma un avvio così era davvero difficile da immaginare. 7° gol in 6 gare dei playoff per Traversari, sempre più trascinatore. E adesso
Si scalda subito, tantissimo, il Pala Paganelli. Rimessa laterale, battuta all'indietro, poi pallone per Hakimi che lotta. Altro contatto, subito gara molto fisica. Provano a farsi sentire anche i tifosi pugliesi e ne approfittiamo anche per dirvi che col fatto che il numero di biglietti a disposizione della squadra ospite non era così alto quanto avrebbero voluto i supporter del Giovinazzo, è stato allestito addirittura un maxi schermo in Puglia al Palapansini, la casa del Giovinazzo. Quindi un corposo numero di tifosi, e qui al Pala Paganelli un altro ancora più corposo. Sta guardando la partita in Puglia ed è una partita che si è messa subito in salita per il gol di Riccardo Traversari, che ora va in pressione, cerca di mantenere il possesso e prendere ritmo il Giovinazzo dopo un avvio shock, ma sale furibonda ancora la pressione di Traversari, che viene fermato stavolta sul più bello contropiede a disposizione del Giovinazzo. Chiusura puntuale di Nicolò Pieri, classe 2002, quinta stagione al Cesena per lui. Primi passi nell'Imolese, dove ha giocato negli allievi e anche debuttato in prima squadra. Divanei, uno dei talenti del Giovinazzo, si abbassa Lucas Nunez per tutti, Tanche si fa vedere tra le linee, ignorato, si va da Di Benedetto in rete all'andata, poi 1-2 che si chiude e conclusione sul fondo di Tanche. Brivido per il Cesena, si rimane 1-0. Lancio lungo della squadra di Osimani, contatto e si gioca. Per ora la linea arbitrale è chiara, si lascia tanto andare e ancora una volta Hakimi, ora non Traversari, che prova a chiedere il sostegno del proprio pubblico. Si lascia correre anche in questo caso Traversari, fermato. Di Benedetto guida la transizione, palla per Tanche e arriva la chiusura in calcio d'angolo, il primo della partita per il Giovinazzo. Che inizio, che sport e che spot per questo sport. Speriamo che la partita continuerà su questi ritmi e su questa linea. Pallone sul secondo palo, Divanei non inquadra la porta. È chiaro che il pubblico deve diventare il sesto uomo per la Futsal Cesena. Pieri verso Traversari, sbaglia il numero 14, 32esimo gol stagionale, come detto il settimo in 6 gare dei playoff. On fire. Tanche in mezzo a due, Pieri fa sentire la propria fisicità. Di Benedetto cerca la sua lata, non passa, guadagna però un fallo laterale. Ha retto l'urto Francesco Dentini, nato in Germania ma assolutamente di nazionalità italiana, che ha già segnato 3 gol al Giovinazzo in A2, non in A2 Elite, quando vestiva le maglie di Bovalino e Cormar Futsal Reggio Calabria. Di Benedetto all'indietro, poi va a offrire il proprio supporto, ignorato il numero 18. Lancio in avanti, cerca il colpo di tacco Tanche, pallone che arriva docile tra le braccia di Pazzini. Sbaglia l'appoggio Youssef Hakimi. Marocchino con passaporto spagnolo. 20 gol per il numero 9 della Futsal Cesena, arrivato dall'Olimpia Rovereto in estate. Fallo laterale, c'è Tanche sul punto di battuta, all'indietro Divanei,
sbaglia il controllo e preferisce rifugiarsi in fallo laterale. Di Fonso, Pieri, lob che non arriva a destinazione. Tanche, sembra essersi riorganizzato il Giovinazzo dopo la doccia ghiacciata. Di Benedetto va a sbattere contro Pieri. Hakimi messo giù. Stavolta c'è il calcio di punizione, mentre vedete come siano passati poco più di 3 minuti effettivi qui al Pala Paganelli. Pieri sul punto di battuta, a destra Pritoni. Pieri va direttamente in avanti da Hakimi, che riesce a controllare, poi ruba il pallone al proprio compagno. Pazzini, Pritoni, lancio lungo, irraggiungibile. Prova a costruire il Giovinazzo con Di Benedetto che va via, cerca di metterla in mezzo. Si salva la Futsal Cesena che può ripartire con Pritoni all'1 contro 1, sposta, va al mancino. Palo di Pritoni a un passo dal 2-0 la Futsal Cesena, che vuole dimostrare ai propri tifosi che nonostante il risultato dell'andata ci proverà fino all'ultimo. Proprio Pritoni cerca direttamente la conclusione dal fallo laterale, una soluzione che ormai vediamo sempre più spesso, quella di un tiro direttamente da rimessa alla ricerca di un tocco sul secondo palo. E proprio Pritoni in pressione su Divanei, numero 84 del Giovinazzo brasiliano, gol all'andata. Giocatore dal talento e dall'esperienza clamorose. Poi ve ne parleremo non appena ne avremo la possibilità. Divanei va proprio a riconquistare il pallone, ma il possesso ora è della Futsal Cesena. Gioco fermo. C'è stato un contatto che vale il cartellino giallo a Tanche, primo ammonito del match. Lamentavano un colore diverso, anzi avrebbero voluto un colore diverso dalla panchina della Futsal Cesena, e dovrebbe essere arrivato un cartellino giallo, se non abbiamo visto male, per Ercolani in panchina. No, non per Ercolani, per Capitan Pasolini. Dovrebbe essere stato ammonito Capitan Pasolini. E quindi un giallo a testa. Pasolini che è entrato proprio adesso sul terreno di gioco. Noi stavamo parlando di Divanei, giocatore classe 84, 41 anni. Si è messo in mostra con lo Sporting Lisbona, dove ha vinto 5 campionati, 3 Coppe del Portogallo e 3 Supercoppe del Portogallo, segnando in totale 113 gol in 5 stagioni. Poi lasciati i Dragoes, i Leoes, chiedo scusa, ha iniziato a girare l'Europa, in Russia col CSKA, in Kazakistan con il Kairat dove ha vinto una Champions League, in Serbia con l'Economac, in Francia con l'Orci, e poi in Italia con Ciampino, Fortitudo Pomezia e adesso Giovinazzo. È scattato Pritoni, gli sbarra la strada di Capua. Ovviamente la Futsal Cesena ha bisogno almeno di un'altra rete in questo primo tempo per crederci. Pritoni riesce ad andare via sulla destra, gli rimane un po' sotto il pallone, fermato il 23, non è finita. Pasolini di nuovo da Pritoni, puntata che termina addirittura in fallo laterale, e viene chiamato il primo time out della partita dalla panchina del Giovinazzo, che evidentemente vuole abbassare sia i decibel del Pala Paganelli che i giri del motore della Futsal Cesena, inquadrata proprio
la squadra pugliese non può essere soddisfatta di questo avvio. È come dare torto al Giovinazzo. Torna in campo proprio il Giovinazzo, che ha chiuso al quinto posto la regular season, poi ha eliminato Sulmona, vittoria per 2-1 all'andata e 6-3 al ritorno, e la Futura, vittoria per 5-1 all'andata, sconfitta indolore per 4-2 al ritorno. Avete visto parlare nel time out Gustavo Menini, responsabile tecnico del Giovinazzo, che affianca la bandiera del Giovinazzo, ora allenatore Nicola Palermo. Fallo laterale, pallone morbido in avanti, c'è un contatto prolungato su cui ha la meglio Pieri, l'arbitro non fischia, occhiataccia di Flavio Fanfulla all'arbitro 2 Roberto Galasso. Pazzini con il piede e Dentini che scaraventa sugli spalti. Palumbo all'indietro, di Vanè in orizzontale. E il possesso è della Futsal Cesena, che può battere un fallo laterale. Io ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale YouTube della divisione Calcio a 5 per non perdervi niente del meglio del futsal italiano, che in questi giorni arriva nelle sue fasi caldissime, con anche i playoff della Serie A, che dopo un periodo di pausa forzata inizieranno il 9 giugno con l'andata, la gara 1, non l'andata, gara 1 dei quarti di finale. Poi destro potentissimo su cui mette le mani Pazzini, ed è la prima conclusione nello specchio della porta da parte del Giovinazzo. A battere Cutrignelli, morbido sul secondo palo, mancino al volo, salvataggio sulla riga, ci aveva provato Divanei, provvidenziale Pritoni che ci ha messo una pezza. Di Capo sbaglia tutto, regala il pallone alla Futsal Cesena, rimbalzo sulla traversa e dentro. La sfera ha superato la riga, 2-0 della Futsal Cesena, rete di Francesco Dentini, +2 per la squadra di Osimani. Cosa sta succedendo al Pala Paganelli? Errore gigantesco di Capua, punisce Dentini, quarto gol in carriera al Giovinazzo, il 19esimo in questa stagione. Ma incredibile, incredibile. E adesso sì che il Cesena può intravedere una speranza. Si alza la pressione del Giovinazzo, sballottato da questo 2-0 in 6 minuti effettivi. Rimessa laterale battuta all'indietro, poi si va da Di Capua, che va con la punta nella terra di nessuno, e allora Pazzini può far ripartire la Futsal Cesena. Lancio in avanti, Hakimi riesce in qualche modo nella sponda. E dagli spalti forse avete sentito, è arrivata la voce ancora lunga
Assolutamente sì. Dentini in avanti per Traversari, a cui non riesce l'aggancio. 2-0, Traversari, Dentini al pala Paganelli. Rilancio lungo, Torre sul secondo palo. C'è un contatto tra Palumbo e Dentini, fa giocare l'arbitro 1, proprio Dentini sulla sua verticale. Traversari si accentra, va al destro, respinto, libera il Giovinazzo, ma è una gara a senso unico. E chi poteva aspettarselo? Però vi avevamo avvertito nella presentazione della partita. Guai dare per finito un doppio confronto in questo sport. Il Cesena probabilmente anche con la testa libera di chi è sceso in campo solo con l'obiettivo di dimostrare orgoglio. Ora altro pallone perso. Ha trovato quella rete immediata e la fiducia è cresciuta a dismisura. E ora c'è un'eternità per segnare 3 gol. E quantomeno, anche qui ripasso sul regolamento, portare la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Dentini in avanti, Hakimi protegge, attende rinforzi, lotta, riesce anche a concludere con una mano di Capua da posizione quasi impossibile. Hakimi era riuscito a trovare la porta. Calcio di punizione per la squadra di Osimani. Sul pallone Dentini, mentre è entrato in campo anche Enrico Zandoli, classe 92, molto esperto. Dentini, doppio passo, il pallone arriva ad Hakimi, ma si chiude il Giovinazzo che non riesce a ripartire perché il Cesena occupa meglio il campo. Ora però perde il possesso. Traversari, chiusura fondamentale. Va all'indietro, Dentini allontana, trova addirittura Hakimi che finisce giù. Si gioca ancora 3 contro 2. Di Benedetto, solo potenza, non precisione, e avrebbe potuto probabilmente anche cercare il secondo palo. Pazzini con il pallone tra le mani, mentre è tornato in campo Nicolò Pieri. A destra vedete Pritoni. Pieri va dall'altro lato. Traversari, Pritoni, pallone troppo tenero di Benedetto, ha capito tutto, rinuncia a calciare, preferisce aprire. Poi va a supporto ancora di Benedetto, tra i piedi di Pritoni. Hakimi, sponda, 2 tocchi, ripartenza della Futsal Cesena con Traversari che ha cercato una giocata complicatissima con l'esterno. Adesso ritmi altissimi, siamo già dall'altra parte. Di Benedetto non riesce nello slalom. Traversari, transizione, supera un uomo, ancora Traversari, fermato a quanto stanno giocando le due squadre. Pritoni, fallo. Non c'è un attimo di tregua, punizione già battuta, 3 contro 1 per il Giovinazzo che sbaglia, ma non è finita, colpo di tacco. Pazzini ha sbagliato di Fonso, rilancio Hakimi, non c'è un secondo di pausa. E adesso prova a respirare la squadra di Roberto Osimani, soprannominato il Bate per i numerosi successi ottenuti nelle Marche. Ormai però alla 5ª stagione al Futsal Cesena, dove nei primi 2 anni ha centrato 2 promozioni di fila. Ora sinistro di Di Fonso, il gran parata di Pazzini in calcio d'angolo. Si supera l'estremo difensore della Futsal Cesena.
Può ripartire la squadra di Osimani. Pritoni, attaccato, finisce giù, si gioca. È entrato in campo anche Nunzi per la Futsal Cesena. Di Benedetto a destra, ancora Di Benedetto. Di Fonzo, 22 gol in 19 partite nell'anno solare 2026 per il numero 10 del Giovinazzo. Di Benedetto tra le linee, ancora Di Benedetto. E poi sbaglia la formazione pugliese. Pieri con l'esterno, chiamato in causa Jacopo Pazzini, di nazionalità sammarinese. Seconda stagione consecutiva con questa maglia, la terza in totale, perché ci aveva già giocato a Cesena nel 22-23 in under 19. Fermato Piscitelli. Nunzi, vediamo se punta. No, sceglie l'imbucata che non passa. Poi trattenuto Di Fonzo. Danno il vantaggio i due arbitri. Vantaggio che non si concretizza, probabilmente arriverà dopo il cumulativo. Vediamo se anche il cartellino. Pritoni, Pieri, scarico. Dentini, Pritoni, dribbling secco, Tanche, provvidenziale, ci mette la punta il numero 51. Ormai per tutti i Tanche, in realtà Tanche è il soprannome, carro armato. Di Fonzo, doppio passo e sinistro incrociato Pazzini, ed ecco il cumulativo. Fallo laterale per il defender Giovinazzo. Piscitelli all'incrocio dei pali. Che gol del numero 8 del Giovinazzo. 2-1. Gol all'andata, gol al ritorno, il quarto nelle ultime 4 gare, il quinto in stagione per Piscitelli, che adesso torna a respirare la formazione pugliese. E subito chiamato il time out da Osimani. Partita che è ancora lunghissima, inutile dirlo, inutile ripeterlo. Avete capito che può cambiare tutto da un momento all'altro. Certo che questa rete, più che altro moralmente e psicologicamente, può pesare tantissimo nell'economia della doppia sfida. Hakimi pronto a battere. All'indietro Pieri cerca nuovamente Hakimi. Il pallone sfila. Ma che gol di Piscitelli. E ora il capitano, da capitano, tira fuori la squadra dalle difficoltà. Prova ad andare lungo, si avventa sul pallone Traversari, chiede il triangolo, non riesce a chiuderlo, poi Traversari a guadagnare un fallo laterale. E proprio Traversari a battere. Pieri con l'esterno, Traversari lato lato, però impreciso, 3 contro 2 per il Giovinazzo. È lo stesso Traversari a mettere una pezza e a rimediare a un suo errore.
Piscitelli con il destro addosso ad Hakimi. Sono abbastanza sicuro che quelli non fossero i giusti metri a livello di distanza. Ora barriera a 2 per la Futsal Cesena. Hakimi Traversari. Ancora Piscitelli, stavolta addosso a Traversari. Stavolta finta Piscitelli, si va da Tanche, non riesce a girarsi, può ripartire la Futsal Cesena con Pritoni. Impreciso. E aveva tanto spazio. Ora l'arbitro 1, Daniel Fior, invita Di Capua a non perdere tempo. Rilancio Pazzini. Si aiuta con il fisico Pieri su Fanfulla. Di Capua evita il calcio d'angolo e poi allarga sulla destra. Divanei. Di Fonso Divanei. Ora quintetto molto esperto per il Giovinazzo. Altro contatto tra Pieri e Fanfulla. Si gioca ancora. Traversari. Di Fonso lo ferma in fallo laterale. E adesso è l'arbitro 2 che va a parlare con Pieri e Fanfulla. Arbitro 2 Roberto Galasso nella sezione di Aprilia. Duello tra giovani, considerando che Pieri è un 2002, Fanfulla addirittura un 2005, cresciuto nel vivaio del Giovinazzo, dove è esploso nella stagione 22-23 in Under 17, 34 gol. Questa è la sua terza stagione in prima squadra, 25 reti in totale coi grandi. Hakimi protegge, non può girarsi, guadagna il primo calcio d'angolo nella partita della Futsal Cesena. Lob, Pieri al volo, totalmente impreciso. Dovrebbe essere fallo laterale, non rimessa dal fondo, e infatti è così. Divanei in orizzontale, facile per Di Capua. Puntata fuori misura. Avrebbe bisogno di un altro gol la Futsal Cesena in questo primo tempo per crederci concretamente nel secondo, quando mancano 7 minuti effettivi. Dentini, errore, viene fermato da Divanei. Pieri in appoggio Dentini, verticale sporcata. Allora altra rimessa, sempre Dentini che sbaglia, passaggio in orizzontale rischiosissimo. Pazzini con le due mani, poi Traversari in slalom, attende rinforzi, ancora Traversari a lottare di forza. Traversari sbaglia probabilmente la cosa più semplice, perché a quel punto aveva tanto spazio, ma non inquadra lo specchio. Sicuramente il più carico dei suoi, Traversari. Divanei in avanti, aggancia Cutrignelli, ma mette fuori. Mentre segnalano, come vi anticipavamo, il maxi schermo al Pala Pansini con più di 500 persone a seguire la partita in diretta. Boato terrificante al gol del 2-1. Di Capua con le mani, il gioco allargato. Divanei la chiama Cutrignelli, ignorato il 17. Ora Cutrignelli all'indietro, contatto tra Cutrignelli e Pasolini. Si gioca
Pallone riconquistato dalla Futsal Cesena. Si lotta davvero su ogni possesso. E sfera che termina fuori. E si scaldano gli animi. Provano a predicare calma i due arbitri. Adesso anche Divanei con tutta la sua esperienza. Arriva anche Di Capua e si dà la mano probabilmente con Pazzini. No, con Pieri. E allora si ripartirà con il possesso del Giovinazzo. Cutrignelli, appoggio. Divanei alza la testa, sceglie di non rischiare. Di Fonso tenta la giocata, in qualche modo passa. Fanfulla dietro di lui Pritoni a marcarlo stretto. Poi destro, in buca d'angolo di Cutrignelli. 2-2, la rimessa in piedi il Giovinazzo con il proprio numero 17. Anche per lui gol all'andata, gol al ritorno, parità al Pala Paganelli. Tutto da rifare per la squadra di Osimani, che era partita benissimo, ma è come se non avesse fatto nulla ora. Piscitelli, Cutrignelli, stessa desinenza, stesso esito. Pallone nell'angolo. Riconquista il pallone la Futsal Cesena. Pasolini. Adesso torna a essere un Everest per i romagnoli, con Di Capua che chiama lo schema. Va in avanti ma sbaglia. Abbastanza impreciso per il momento il portiere del Giovinazzo. Si fa vedere Pritoni, si va in avanti. Cutrignelli la perde. Pasolini si accentra, prova a scaricare per Pritoni. Di Fonso. Nazionalità argentina, il numero 10 del Giovinazzo, Bernardo Di Fonso. 33 gol in stagione, come dicevamo 22 in 19 partite nel 2026. Seconda stagione con questa maglia. Lui che in precedenza ha giocato anche alla Visgubbio. Dentini, imbucata, poi scarico destro di Capua con il piede. Dicevamo di Fonso, Visgubbio, Fenice Venezia Mestre. E anche un'esperienza in Croazia al Pula, dove ha giocato la Champions League. 4 minuti e mezzo di tempo effettivo da giocare in questa prima frazione. Entra in campo lo staff medico per sincerarsi delle condizioni di Youssef Hakimi. Mosso i primi passi nel mondo del futsal con l'Ir Frankelce, club della seconda serie spagnola. Poi ha giocato in Francia, nell'Hérouville, anche in questo caso club di seconda serie, con cui ha vinto il campionato e ha centrato la promozione. E poi si è trasferito in Italia, ha giocato in Serie B col Potenza, in A2 col Genzano, in C1 con la Spes Poggio Fidoni.
poi con i Grifoni promozione dalla B alla 2 e Olimpia Rovereto. Calcio d'angolo battuto in mezzo verso Britoni e non era per niente una cattiva idea. Di Benedetto, scarico, poi ancora Di Benedetto, si trascina il pallone oltre la linea laterale e la rimessa che sarà però nuovamente per il Giovinazzo, mentre è entrato Zandoli per la Futsal Cesena. Cutrignelli, all'indietro Di Benedetto, Divanei con le mani indica i movimenti ai propri compagni. Di Benedetto, ancora Divanei, di prima Cutrignelli, si alza Dentini su di lui. Divanei, tutta la qualità del Giovinazzo che ora rischia davanti alla propria porta, perde palla ma solo per un attimo. Divanei con classe in avanti, Zandoli ha capito tutto, Cutrignelli resiste all'attacco di Dentini. Divanei, Di Benedetto, Divanei, applausi adesso dalla panchina dei pugliesi che ha sudato freddo per metà tempo. Di Benedetto, c'è stato un contatto sull'altra fascia, gioca Di Benedetto, fermato il numero 18. L'impressione che Traversari sia andato subito a scusarsi, però dalla panchina del Giovinazzo non l'hanno presa bene. Si rialza Cutrignelli. Ora Divanei e Cutrignelli. In realtà Cutrignelli sta parlando con l'arbitro e sta protestando con gli avversari. Divanei sta parlando con i propri di compagni. Avete visto anche il gesto. Facciamo girare la palla, facciamoli correre a vuoto. E gioco dovrebbe riprendere con il pallone scodellato. Vediamo in possesso di chi, perché Di Benedetto si stava centrando ma forse il pallone l'aveva perso. Per il momento 2-2 la situazione del punteggio, 3-3 quella dei falli, a 3:21 da giocare. Piscitelli per Divanei, imbucata e sfera che arriva tra le braccia di Pazzini. Poi Dentini, ancora il numero 7 che scarica in orizzontale e poi Pritoni non tiene in campo il pallone. A battere Di Benedetto. Divanei, anzi Piscitelli chiama il pallone. Divanei, si va di nuovo da Piscitelli. Poi Dentini si accontenta del fallo laterale che batte proprio il numero 7 in appoggio. Pritoni, pallone impreciso per il 23 che apre lo stesso verso Zandoli. Ha avuto la peggio sul contrasto e sembra però solo una botta e si rialza numero 23 Jacopo Pritoni. 3 gol nelle ultime 4 partite, 15 in stagione, 25 con questa maglia. Al mancino proprio Pritoni, respinto. Primi passi nel calcio a 11 per lui nella New Team Ferrara. Poi nel 2019 ha provato l'avventura nel futsal esordendo al torneo delle regioni che ha vinto con l'Emilia Under 15.
Calcio d'angolo numero 3 per la Futsal Cesena. Zandoli sul punto di battuta, cerca la puntata dentro, altro corner, altra puntata, ancora il Giovinazzo a respingere, Traversari alto, non c'è stato tocco come voleva il numero 14 e quindi possesso Giovinazzo. Contatto su cui ha la peggio Tanche, adesso anche un po' di frustrazione per la Futsal Cesena, che sentiva di aver rimesso in piedi il doppio confronto e invece si è dovuta piegare a due prodezze assolute dei giocatori del Giovinazzo, Piscitelli e Cutrignelli. Pieri, Pritoni costretto a chiamare in causa Pazzini. Lancio, mentre non è ancora rientrato Hakimi da quando è stato sostituito. Ora il pivot è Pasolini. Divanei, Tanche, Divanei si guarda intorno, non trova sbocchi. Di Benedetto allontana il pallone. 1 minuto e 51 di tempo effettivo da giocare in questa prima frazione. Pieri, si abbassa Pritoni, si va in avanti. Eccolo Hakimi, tornato adesso in campo, l'abbiamo chiamato il numero 9. Di Benedetto, in avanti Pazzini, scarico per Pritoni. Pieri, ancora Pritoni, vediamo se la Futsal Cesena trova un acuto, una fiammata in questi ultimi scampoli di prima frazione. Tanche fermato, il numero 51. Hakimi, suolata, troppo leggero però in questa gestione. Allora Di Fonso per Di Benedetto, torna da Di Fonso, almeno ci prova. Ha capito tutto Pritoni, si fa vedere Hakimi tra le linee. Passaggio forse era per Pritoni, sbagliato. Di Benedetto per Di Capua. Lancio che arriva tra le braccia di Pazzini. Pritoni, 30 secondi allo scadere del primo tempo. Traversari, l'ultimo tocco non è il suo, ma è di Di Fonso. Passaggio in orizzontale sbagliato per l'ennesima volta, è una soluzione rischiosa che ha già provato il Cesena. Pritoni, controllo orientato e punta. Conclusione frettolosa. Come è capitato a Traversari in precedenza, aveva spazio. Di Capua, corto. Di Benedetto, in avanti Tanche a lottare, la perde Hakimi all'indietro. Pritoni attaccato da Di Benedetto che gli scippa il pallone, poi Di Fonso. Pazzini non rischia nulla, scaraventa il pallone fuori a 3 secondi dalla fine. Tanche sposta, si ritaglia spazio per calciare, lo fa. Fuori arriva la sirena al Pala Paganelli. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-2, doppio vantaggio della Futsal Cesena
con le reti di Traversari e Dentini, pareggio del Giovinazzo con Piscitelli e Cutrignelli. Noi adesso ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa del ritorno della finale playoff di A2 Elite tra Futsal Cesena e Defender Giovinazzo.
Bentornati al Pala Paganelli di Cesena, quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Futsal Cesena e Defender Giovinazzo, con la prima frazione che si è chiusa sul punteggio di 2-2, doppio vantaggio della Futsal Cesena e poi pareggio dei pugliesi con Cutrignelli e prima ancora Eurogol di Piscitelli. Ricordiamo, dovesse finire così la partita in virtù del risultato dell'andata, chiaramente andrebbe in Serie A il Giovinazzo. Ricordiamo anche che conta la differenza reti, non l'esito della partita, contrariamente a quanto accade ad esempio in Serie A, per cui ad esempio al Cesena non basta vincere. Il Cesena per andare ai supplementari deve vincere con 5 gol di scarto, mentre per centrare la promozione diretta deve vincere con almeno 6 gol di scarto. Una montagna da scalare. Si ricomincia, proveranno a scalarla gli uomini di Osimani in questo secondo tempo. A metà campo invertite, pallone in avanti per Hakimi che non ci arriva, sarà fallo laterale, se ne incarica Di Fonso, pallone lungo in avanti, Pazzini. Vediamo se, come nella prima frazione, la Futsal Cesena avrà un avvio flash. Traversari fermato da Di Fonso, che intercetta anche la verticale di Dentini, va addirittura al sinistro. Pazzini costretto alla prima parata. Poi pallone intercettato da Hakimi, finta e conclusione che trova Dentini sul secondo palo. La palla va a sbattere sul legno. Che occasione per la Futsal Cesena. Che ora è in possesso con Traversari. Lato lato, Dentini intelligentemente sceglie di lasciar scorrere il pallone. Si alza chiaramente la pressione dei ragazzi di Osimani. Tanche col sinistro, strozzato. Traversari all'indietro e poi imbucata. Hakimi attende rinforzi, arriva Dentini, sinistro murato, Tanche si autolancia, Pazzini in uscita, molto bravo. Poi Traversari prova a far tutto da solo, sbaglia, 2 contro 1 a disposizione del Giovinazzo. Cutrignelli all'indietro, Di Fonso riceve un pallone di ritorno molto scomodo, non può concludere. E ora la Futsal Cesena ha una chance in ripartenza, guadagna un calcio di punizione. È vero che poteva chiudere forse definitivamente il discorso il Giovinazzo, è vero anche che più passano i secondi, più inizia a stagliarsi all'orizzonte la Serie A per i pugliesi. Fischia l'arbitro, si va all'indietro, provano a farsi sentire dagli spalti del Pala Paganelli, come probabilmente si staranno facendo sentire dagli spalti del Pala Pansini.
Lancio completamente sbagliato. Probabilmente il pallone non è nemmeno entrato. Rimessa per la Futsal Cesena. A battere Jacopo Pritoni. Che prova ad andare direttamente in porta. Murato. Pieri. In buca di Vanei a intercettare. Pazzini. Lungo. Hakimi, ottima sponda. Traversari con il destro. Respinto. Tanche può ripartire, ma è da solo contro 3 maglie oro e subisce fallo. Lucas Núñez. Tanche. Calcio di punizione già battuto, ma si deve ripetere. Tanche che oggi compie 31 anni. Brasiliano, prima stagione in Italia, arrivato dal Cunha Pora Santa Catarina, club brasiliano. Divanei sulla sua verticale. Difonso lotta e guadagna un calcio di punizione. Non la prendono benissimo dagli spalti del Pala Paganelli. Difonso all'indietro. Ancora il numero 10. Lato. Poi imbucata. Si rinnova il duello tutto fisico tra Fanfulla e Pieri. Pritoni per Traversari. Supporta l'azione il numero 23 che viene servito. Pritoni. Intervento in scivolata. Vediamo se c'è fallo o semplice rimessa laterale. Adesso cercheremo di capire, perché il punto è praticamente identico. Dovrebbe essere laterale. Sì, semplice rimessa. Pritoni trova la strada sbarrata dalle maglie bianche. Finisce a terra Hakimi. L'ultimo tocco, secondo l'arbitro 2, è di Difonso. Qualche dubbio c'è, perché sembrava l'ultimo tocco, scusate, non è di Difonso. La rimessa laterale è per Difonso. E qualche dubbio c'è, perché sembrava avesse toccato il 10. Divanei. Difonso. E ora la rimessa è ancora per il Giovinazzo. Mentre sono trascorsi meno di 4 minuti effettivi in questo secondo tempo. Di Capua. Lancio tra le braccia di Pazzini, che allarga Pritoni. Hakimi la difende, rientra, fermato il pivot della Futsal Cesena. Difonso rischia, ma mantiene il possesso della palla. Divanei, che il pallone non lo perde mai. Difonso la scava, stava arrivando dall'altra parte Palumbo, poi destro del 10 che si spegne fuori. Gioco fermo al Pala Paganelli di Cesena in questo ritorno della finale playoff di A2 Elite tra Futsal Cesena e Defender Giovinazzo. Ci si gioca un posto in Serie A per far compagnia a Vinum Italy Petrarca e Benevento, che hanno già strappato il pass per la massima divisione del futsal italiano. Fanfulla attende l'arrivo di Difonso, lo serve Difonso, suola e destro.
Pazzini fa buona guardia. Poi pallone all'indietro di Vanei. Di Fonso. Rischia il giocatore argentino e guadagna un calcio di punizione. Si scalda il pubblico del Palapaganelli, ma deve entrare in campo lo staff medico per sincerarsi delle condizioni del numero 10. Noi ancora una volta ne approfittiamo per invitarvi a iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio a 5, dove fra 3 giorni inizieranno anche i playoff di Serie A per interrompere l'egemonia della Metà Catania o lato rossazzurri per vincere il terzo scudetto consecutivo. Dentini all'indietro, passati 5 minuti effettivi. Fanfulla riconquista il pallone senza fallo, poi si fa vedere il numero 9 di Vanei. Impressione solitaria Capitan Pasolini. Lancio lungo, Fanfulla, grande aggancio e poi fallo di Dentini, che prende anche il cartellino giallo per un brutto intervento a forbice. Arriva anche Pieri a spintonare il numero 9. Vediamo se prenderà un cartellino giallo. L'intervento di Dentini è stato molto duro. Sicuramente ammonito il numero 7. Non abbiamo capito se è stato ammonito anche il numero 21. Sembrerebbe di no. Calcio di punizione per il Giovinazzo di Vanei sul punto di battuta. Simone, fuori! Calcio al 17! C'è Piscitelli nei pressi, dall'altra parte Cutrignelli. Calcio al 17! Di Vanei fuori per Cutrignelli. Destro respinto, chance di contropiede buttata via dalla futsal Cesena, che riconquista il pallone senza fallo. 3 contro 3. Calcio di punizione e giallo per Fanfulla. 2-2 il punteggio, 2-2 i falli, 2-2 gli ammoniti. Parità totale al Palapaganelli. Giovinazzo avanti in virtù della vittoria nella gara di andata. Calcio di punizione. Gioco allargato sulla destra, poi imbucata. Non ci arriva Pasolini. Di Capua con le mani, impreciso. Gioco adesso molto spezzettato. Cutrignelli con il destro, fuori. Pazzini
cerca direttamente Hakimi, si fa largo con una spallata ma non può controllare il pallone. Hakimi non passa in mezzo a due. Di Capua in avanti, Zandoli ci mette una pezza. Pazzini ad allargare il gioco. 13:40 da giocare, sempre 2-2. Traversari fermato, Di Vanei a riconquistare, Dentini, Hakimi giù, calcio di punizione e cartellino giallo per Palumbo, anzi per Marolla, numero 19. Francesco Pio Marolla. Dentini e Zandoli pronti a calciare. Fischia l'arbitro. Va Dentini forte. Risponde presente Di Capua. Poi Dentini ancora. 3-2. Torna avanti la Futsal Cesena. È una montagna ripidissima da scalare, ma ci vogliono provare fino alla fine gli uomini di Osimani. Doppietta di Dentini. 3-2 della Futsal Cesena. Lancio lungo. Di Capua non si fida nella presa. Fallo laterale. Traversari sbaglia. E ora è molto scoperta la Futsal Cesena. Di Vanei perde un tempo di gioco nel controllo e ricomincia. Di Fonso, Tanche rinuncia alla conclusione ed è una scelta sbagliata perché dà alla Futsal Cesena la possibilità di distendersi. Traversari la tiene in campo? No. E allora vediamo se sceglierà la carta portiere di movimento Osimani. Per il momento il time out lo chiama il Giovinazzo, che ancora una volta saggiamente, appena percepisce che i padroni di casa trovano ritmo e trovano il supporto del proprio pubblico, prova ad abbassare la temperatura. Vantaggio che comunque è consistente e non si può non tenerne conto. Dovrebbe vincere 7-2 per raggiungere almeno i supplementari la squadra di Osimani. E da giocare in questo secondo tempo resta più di metà della frazione. Arbitro 2 va a parlare con Di Capua. Sarà fallo laterale. Se ne incarica Di Fonso. Che va in avanti. Tanche chiude il triangolo. Piscitelli a centimetri dalla doppietta. 12,5 da giocare. Hakimi lotta. Ancora Hakimi. Rimessa. Hakimi circondato come sempre da maglie bianche.
sempre raddoppiato il numero 9. Zandoli nei pressi del punto di battuta, cercato ancora una volta Hakimi ma non trovato. Traversari. Soluzione per Zandoli, calcio d'angolo. Il numero 5 nella partita della Futsal Cesena. Traversari sul primo palo per Dentini, salvataggio, contatto. Proteste da parte di tutto il Pala Paganelli, ma non è calcio di rigore. Non è calcio di rigore. Fischiato, fallo in attacco su Di Capua. Almeno così abbiamo intuito. No, non sarà fallo in attacco, si ripartirà da una normale rimessa laterale per la Futsal Cesena. Ma rimangono tanti dubbi su quel contatto su cui ha avuto la peggio Dentini. Proprio Dentini alla battuta. Di Capua salva su Zandoli, Dentini a riconquistare, ma l'occasione ora è per il Giovinazzo con Tanche che perde l'attimo giusto per effettuare la giocata. Hakimi prova a difendere, finisce a terra, calcio di punizione. Ora con tanta esperienza il Giovinazzo sta anche provando a spezzare il gioco della Futsal Cesena. Pritoni pronto a battere. Col mancino sull'esterno della rete. Di Capua con le mani in avanti, Cutrignelli, Pritoni a lottare. Rimessa per la Futsal Cesena. Pazzini. Traversari di prima, poi Hakimi allarga il gioco, Pritoni all'1 contro 1, non ha luce per liberare il mancino, costretto a ricominciare. Hakimi sempre spalle alla porta, fermato da Cutrignelli, Di Fonso, poi Di Vanè il più lontano possibile. Pritoni. Scarico Hakimi, cercato sempre il 9. Suola, Traversari, calcio d'angolo. Battuto velocemente da Traversari, troppo velocemente. Forse poteva riflettere un po' di più la Futsal Cesena. Più il tempo passa, più le possibilità si assottigliano. Rimessa laterale per i romagnoli che comunque non vogliono mollare, vogliono dare tutto davanti al proprio pubblico. Pritoni ancora una volta murato. Zandoli, Hakimi, anzi era Pieri, finisce a terra ma si gioca.
Vediamo se e quando Osimani si giocherà la carta portiere di movimento. Quando siamo quasi a metà della seconda frazione. Pritoni a battere il calcio d'angolo, la chiama Pieri, che viene servito con troppo ritardo perché era solissimo. Poi Zandoli si immola per evitare il contropiede, cartellino giallo. Indiscutibile. 3-3 gli ammoniti, 4-4 i falli. Avanti di 1 la Futsal Cesena, ma non basta per la promozione. Discorso inverso per il Giovinazzo, che è sotto nel punteggio. Madi che essere felice, ma non è ancora finita. Destro di Cutrignelli sul palo. Non l'aveva neanche vista partire Pazzini. Vicino alla doppietta al 17. Di Fonso all'indietro, sempre veemente nella pressione il Cesena. Di Fonso pronto a battere. Direttamente in avanti, Dentini può puntare, sbaglia il controllo. Pritoni all'indietro, Pieri e poi Zandoli. Cercato il numero 2, pallone intercettato, ottavo corner nella partita della Futsal Cesena. C'è Dentini a battere. Si muovono Zandoli e Pritoni. Si va da Pieri, che non può calciare al volo, mette giù, coinvolge Pazzini. Pieri, dribbling vincente, poi perde il pallone. Di Fonso numero, ma il pallone è uscito. E per il momento non c'è ancora traccia del power play per la squadra di Osimani, che ha 9 minuti e 19 per fare 4 gol. Impresa quasi impossibile, ma calcio di punizione per la Futsal Cesena e quinto fallo commesso dal Giovinazzo in questo secondo tempo. D'ora in avanti ogni irregolarità di prima sarà tiro libero. C'è Pieri e anche Pritoni sul pallone. Vediamo chi va dei due. Sembrerebbe, ed è così, Pritoni. Fischia l'arbitro. Va Pritoni di Capua. Faccia avanti, nega il 4-2. Zandoli all'indietro. Pritoni. Imbucata Zandoli. Addirittura Tanche, il pivot del Giovinazzo, a intervenire in area di rigore. Dentini sul palo di Capua, che non si muove da lì. Tanche guida il contropiede di Ibanei. Fuori.
Ha rischiato la Futsal Cesena, ma è costretta a sbilanciarsi. Traversari in anticipo di Fonso. Continuano le scintille. Stavolta è Piscitelli che si lamenta con Traversari e con la Futsal Cesena. Di Capua in avanti. Ricordiamo 5 falli per il Giovinazzo, che però può gestire 4 gol di vantaggio considerando il doppio confronto. Dentini in avanti, Hakimi può puntare ma è completamente schierato il Giovinazzo. Dentini, Suolata, Traversari con il sinistro, la tocca di Capua. Si avvicina alla doppia cifra di calci d'angolo la squadra di Osimani, è a quota 9. Ne ha battuti solo 2 il Giovinazzo. Dentini dentro per Zandoli di Capua, che riflesso! Aveva provato con il petto Zandoli. Fallo laterale, Traversari in bucata, sarà rimessa per la squadra di Osimani, che è pronta a effettuare 2 sostituzioni. Traversari perde il pallone di Fonso, Traversari spende fallo e giallo. E anche per la Futsal Cesena è il 5° fallo. Entrambe a 5 falli in questi ultimi 8 minuti effettivi. Cesena avanti nel punteggio, ma promozione che andrebbe al Defender Giovinazzo, che era arrivata addirittura quinta in regular season, ma i playoff ha stupito tutti. Piscitelli con deviazione, ma l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Giovinazzo secondo i 2 arbitri. Traversari, Dentini, lato lato, Traversari di Fonso, oggi meno fantasista rispetto al solito, più al servizio della squadra. Ha avuto poche palle gol, ma si è sacrificato veramente tantissimo. Si fa vedere Divanei. Non viene servito da Fanfulla. Pazzini, scarico, poi il lob, Hakimi in ritardo. Nessuna delle 2 squadre può rischiare il calcio di punizione. Traversari, poi pallone imbucato, Hakimi allarga sulla destra, Traversari, Divanei, eccolo il calcio d'angolo della doppia cifra. Zandoli prende posto in area Hakimi, si va fuori, ci prova al volo Pieri, si dispera Zandoli perché alla conclusione stava diventando un assist, ma complicatissimo inquadrare la porta. Di Capua in avanti, contatto su cui fanno giocare gli arbitri, linea che hanno tenuto per tutta la gara. Di Fonso, fallo laterale. Scorrono i minuti, scorrono i secondi al pala Paganelli e al pala Pansini. Vola nel frattempo Pazzini.
Cutrinielli sbaglia tutto. Passa il tempo e il Giovinazzo si avvicina sempre più alla Serie A. Scarico destro di Capua. Hakimi aveva lavorato benissimo spalle alla porta per l'ennesima volta. Hakimi, scarico al volo, Dentini. Murato il numero 7. E sarà calcio d'angolo numero 12. Hakimi, morbido, Dentini al volo. Come si era coordinato bene il numero 7. Siamo già dall'altra parte con Pazzini che si ritrova il pallone tra le braccia. E per il momento Osimani vuole rinunciare ancora al portiere di movimento. Evidentemente vuole provare almeno ad accorciare le distanze in 5 contro 5 l'occasione, però adesso c'era il Giovinazzo e la spreca. Pazzini in avanti, Hakimi di testa, Tanche mette ordine anche lui, un altro che oggi si è sacrificato tantissimo venendo ad aiutare in difesa. Conclusione di Pritoni che si spegne fuori. Iniziano a spegnersi le speranze della Futsal Cesena e non osiamo immaginare quale sia la situazione al Pala Pansini, dove vedono il traguardo. Di capo in avanti, Tanche, stop e sinistro! Nel giorno del suo compleanno, Tanche segna il gol che con tutta probabilità spedisce il Giovinazzo in Serie A 3-3. Nuova parità al Pala Paganelli e a 5:42 dal termine. È un gol che sa di sentenza sul discorso promozione. Ci ha provato comunque con orgoglio la squadra di Osimani, che sicuramente non vorrà uscire dal campo sconfitta, ma per il passaggio in Serie A sembra essere tutto deciso. È entrato anche Greco nel Giovinazzo, che ora perde un brutto pallone. Ci mette una pezza. Greco come Fanfulla, classe 2005. Un gol stagionale per lui. Traversare. Pritoni dalla lunga distanza. Fuori, dicevamo, di Greco, che vedete sulla destra dei vostri schermi. Classe 2005, terza stagione non solo al Giovinazzo, ma in generale nel futsal. Ha giocato in precedenza calcio a 11 nella Palese di Liso. Di Capua sbaglia tutto. Pallone in fallo laterale. Pritoni.
si fanno comunque sentire dal Pala Paganelli, che riconoscono l'orgoglio dei romagnoli, che però si stanno inchinando al defender Giovinazzo. Possiamo dire, vista come si era chiusa la regular season, sorpresa clamorosa in questi playoff. Pritoni per Traversari di Capua. Greco a tu per tu con Pazzini. Greco, Pazzini lo ipnotizza e vince il duello 1 contro 1. Non ha trovato la gioia personale in classe 2005 del Giovinazzo. Traversari punta, cerca l'imbucata che non giunge a destinazione. Traversari, lui che questa gara l'ha sbloccata. Meno di 3 minuti e mezzo da giocare. Traversari, Di Fonso, a ulteriore testimonianza di quanto si sia sacrificato per la squadra. Dentini, tocco per Traversari, ci prova e segna il 4-3, doppietta anche per Traversari, che sorprende Di Capua. La Futsal Cesena rimette la testa avanti. Ottavo gol in 6 gare playoff per Traversari. Doppietta di Dentini, doppietta di Traversari. Tanche, Divanei, Di Fonso dall'altro lato per Divanei, che ricomincia. Di Fonso, Tanche, giro palla dei pugliesi che addirittura accennano degli olè. Divanei, tutta la sua qualità. Tanche in avanti, come uscita dalla pressione la squadra di Palermo, non come città. Nicola Palermo come allenatore. 2 minuti al Pala Paganelli, avanti 4-3 la Futsal Cesena, che almeno vuole salutare il proprio pubblico con una vittoria. Davvero peccato per la sconfitta roboante dell'andata. Di Fonso, fermato da Pazzini, aveva ricevuto da Cutrignelli. Calcio di rinvio, o meglio, calcio di rinvio e basta, perché con le mani Pazzini va da Pieri. Poi Dentini per Hakimi, fermato. Fanno festa nella porzione del tifo ospite, i tifosi del Giovinazzo, con Pazzini che nega il 4-4 e la doppietta al numero 17. Cutrignelli, sarà calcio d'angolo? Si scatenano i tifosi biancoverdi, che vedono la Serie A sempre più concreta. Dentini non riesce a passare, allora Di Fonso, Tanche, Di Fonso col sinistro che sibila di poco a lato, poteva solo soffiare Pazzini.
Meno di 50 secondi. Sempre avanti la squadra di Osimani, ma è un vantaggio che non serve se non all'orgoglio di Fonso. Non si intende con Piscitelli. Greco lascia l'incombenza a Tanche. Ancora Greco. Tanche con la suola, il pallone scivola fuori. Hakimi in orizzontale. Britoni, c'è stata una deviazione. Calcio d'angolo numero 13. Battuto direttamente all'indietro. Una ventina di secondi al Pala Paganelli. Saltano anche davanti alla panchina del Giovinazzo di Capua. Cerca e trova Divanei. Tacco per Di Fonso. Pazzini fa buona guardia. Riparte Pieri. 8 secondi. Pieri anche in zona tiro e infatti calcia. Murato da Greco. Da aggiornare il dato sui corner, 14. Rinuncia a giocare la Futsal Cesena. Il cielo è bianco-verde sul Pala Paganelli perché fa festa il defender Giovinazzo che perde 4-3, ma in virtù della vittoria per 5-0 della gara di andata è in Serie A. Insieme a Vinum Itali Petrarca e a Benevento sono i pugliesi la terza squadra ad approdare nel massimo campionato di futsal italiano. Vince il doppio confronto di A2 Elite contro la Futsal Cesena e vince da underdog un percorso ai playoff in cui ha stupito tutti. Dopo aver chiuso al quinto posto la regular season, su 6 partite ne ha vinte 4 e le 2 sconfitte sono arrivate solo nelle gare di ritorno, dopo aver messo in cassaforte il passaggio del turno già nella partita di andata. Applausi comunque dal Pala Paganelli per onorare una squadra che anche oggi ci ha provato fino all'ultimo e che comunque ha strappato una vittoria che però non è sufficiente per la promozione. Entrambe le squadre a prendersi gli applausi dalla propria porzione di pubblico, ma è il Giovinazzo a fare festa. E allora dal Pala Paganelli e da Luca Pellegrini è veramente tutto. Io su queste immagini di festa vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona serata e per domani una buona domenica.